Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG. Oggi ci immergiamo tra sport, solidarietà e mare. Partiamo subito dagli eventi sportivi perché è al via anche la Muia Longa sul Mar, la 21esima edizione della manifestazione in programma Muggia, in partenza proprio oggi con l'energia dei più piccoli e la mini Muggia, mentre domenica si svolgerà la 10K, la gara competitiva, e poi anche la Family Color Run di 5 km. Ma andiamo subito a scoprire di più insieme ai protagonisti, con noi il presidente di Trieste Atletica Pompeo Tria, Matteo Parenzan, testimonial anche di questo appuntamento, Emanuele Deste, ufficio stampa. Buongiorno a tutti, oggi come vedete è stata fatta la conferenza stampa nel comune di Muggia, da dove partiranno anche alcune gare, specie quelle dei piccoli atleti, in grande sicurezza, quindi è una delle cose che la Trieste Atletica cerca di garantire sempre con il massimo dell'impegno, e anche delle garanzie che tutto vada bene. È un'iniziativa importantissima dal punto di vista atletico, ma anche per dare, diciamo così, quel giusto sostegno agli atleti paraplecici che hanno avuto un significato importante nella nostra società e ce l'hanno ancora tuttora e sempre più per l'Italia. Abbiamo una serie di campioni che comunque dovranno confrontarsi con tutti gli altri atleti. Speriamo di portare a casa dei risultati importanti e in ogni caso per noi è sempre una vittoria aver organizzato tutto quello che vedrete nei prossimi giorni. Buongiorno a tutti, siamo qui alla cerimonia di inaugurazione di presentazione della Muia Longa sul Mar 2024. Mi vede protagonista come testimonial per il secondo anno consecutivo, un premio importante, un riconoscimento importante, essere di nuovo qui a testimoniare non solo lo sport paralimpico ma anche lo sport in generale a Trieste, che pian piano sta andando sempre più su di livello, e questa è sicuramente una cosa molto importante. Iscrizioni ancora aperte sia online che sul posto per le gare di domenica, la 10K, quindi la gara competitiva, partenza alle 9:30 da Piazzale Lodovico Salvatore, sopra Porto San Rocco, centro nevralgico di questa edizione, di questa Muia Longa, mentre alle 11 ci sarà la Family Color Run, quindi l'entusiasmo e la festa di chiunque voglia vivere una giornata, una domenica diversa. Rimaniamo a Muggia, inaugurata al Museo d'Arte Moderna Ugo Carrà di Muggia la mostra documentaria Testimonianze di Venezianità nell'Archivio Municipale di Pirano, e la figura del suo curatore, conte Stefano Rota. Ne parliamo con Franco Biloslavo della Lega Nazionale Muggia, Stefano Furlan, ricercatore storico, e insieme a Franco Rota. Siamo a Muggia e oggi abbiamo presentato questo evento, è una mostra, ma dietro alla mostra c'è tanto lavoro di ricerca. È un quarto appuntamento, non è qualcosa che nasce qui a Muggia, e la mostra è già stata proposta a Pirano, Momiano e Padova. Noi come Lega Nazionale Muggia ci siamo adoperati per aggiungere un quarto appuntamento, indagando anche sugli aspetti familiari, sul ramo materno, perché Stefano Rota era di madre muggesana, Teresa Michieli. Su questo un nostro ricercatore ha svolto un buon lavoro. Sì, io ho avuto il piacere di essere contattato da Franco Biloslavo, che è stato un po' il collante tra appunto la mostra e Muggia, e ho avuto quindi l'onore di partecipare a queste richieste sul ramo materno della famiglia del conte Rota. La figura di questo intellettuale, di questo benemerito, diciamo, della famiglia Rota, il conte Stefano, che per 40 anni ha curato, riordinando, studiando e rendendo quindi fruibile tutto un patrimonio bibliografico che ancora oggi è un simbolo della venezianità in Istria, qual è l'Archivio Municipale di Pirano. Sì, oggi abbiamo scoperto delle nuove notizie grazie a uno studioso che ha indagato l'area di Muggia, gli archivi locali, parrocchiali e municipali. Praticamente il ramo materno del Stefano Rota, cioè la famiglia Michieli, è di origine muggesana, anch'essa di nobili origini,
Tutto questo è stato spiegato e coloro che avranno la possibilità di visitare, io lo consiglio naturalmente, troveranno altre informazioni nell'esposizione che è presente al Museo Carà fino a tutto il 28 aprile. E ci spostiamo ora a Monfalcone. In partenza dal 4 giugno prossimo il servizio di trasporto pubblico via mare con 3 corse al giorno in andata e 3 in ritorno a collegare Trieste e Monfalcone. Ce ne parla il presidente del Consorzio Sviluppo Economico Venezia Giulia, Fabrizio Renato Russo. Sì, oggi siamo qua a presentare l'avvio, dal 4 giugno della linea marittima Trieste-Monfalcone. Ci saranno 6 corse giornaliere, 3 di andata e 3 di ritorno, ma la cosa importante è che questa linea, di cui adesso in questi giorni verrà fatta la gara dalla regione per trovare la barca che farà il servizio, la cosa veramente importante è che va a completare la piazza che si sta realizzando, che verrà inaugurata a fine maggio, e che quindi farà sì che non solo tramite la piazza il mare entra in Monfalcone e Monfalcone di fatto diventa una città di mare, ma anche gli stessi un mezzo pubblico, in questo caso il trasporto pubblico locale, arriva a Monfalcone, quindi una città di mare che oltre ad avere le barche da diporto su questo canale avrà anche un servizio marittimo che da Trieste porterà le persone a Monfalcone. E si chiude qui tra sport, mare, solidarietà e arte il nostro appuntamento con Info FVG. Continuate a seguirci per fare un tour del Friuli Venezia Giulia sempre tra i maggiori eventi e aggiornamenti.